Ciao a tutti, sono Thomas De Gobbi, oggi video velocissimo, ho voluto ancora buttare via qualche soldino e provare questi trasmettitori 2.4 GHz con ingresso jack mono grande e piccolo rispetto a questi della Proel che avevo già da tempo, perché anche qui in stanza ci sono dei punti dove nonostante siano in UHF questi perdono la linea per un secondo. Ora ho voluto provare questi. Dopo qualche metro già senti che il segnale arriva scarso, ma insomma ve lo faccio vedere e li proviamo insieme. Allora, vado ad inserire prima questi qua in 2.4 presi su Temu, guardate, eccolo qua. Quest'altro qua, la cosa bella è che vi arrivano con questa scatolina qui, dove praticamente vanno in carica in automatico. Tu li metti e loro stanno agganciati anche a testa in giù, vedete sono in carica, ok? Quindi scatolina molto comoda, però adesso voglio capire registrando come sarà la forma d'onda, insomma, giusto per capire volumi, qualità del suono, eccetera. Ecco qua, allora la chitarra è collegata con uno qua e l'altro è appunto qui. Vediamo come suona. Adesso ho collegato invece questi della Proel e vediamo la differenza. Ah, la differenza di suono è mostruosa. Questa è del Proel e questa è del 2.4 GHz, quello di Temu. Ora, non ho modificato i volumi, ho solo tolto e messo questi due trasmettitori. Preferibile Proel certamente per il tipo di sonorità che trasmette, anche se andiamo a zoomare la forma d'onda del 2.4, manca proprio di caratteristiche appunto di frequenze percepite. Quindi, ahimè, quanti ancora dovremmo trovarne che non sganciano anche a 2 metri di distanza? Nel wireless è molto difficile, a meno che non abbiate prodotti molto professionali e molto costosi. Ciao a tutti, musica!